Buonasera, benvenuti al TG Sicilia, vediamo i titoli di questa edizione. Nuova strage nel canale di Sicilia, almeno 9 i morti nell'ultimo naufragio, tra i sopravvissuti una madre e un bambino con gravi ustioni condotti d'urgenza a Lampedusa. Attualmente sono 804 i migranti ospiti nell'hotspot dell'isola. E ancora in gravissime condizioni la ragazza che a Piazza Armerina si è lanciata dall'auto del fidanzato al culmine di un litigio. La polizia ha ascoltato alcuni testimoni. L'ipotesi più concreta è che si sia trattato di un gesto volontario. Falso allarme nelle ricerche di Marianna Bello a Favara, denunciata per procurato allarme una presunta testimone che al 112 ha raccontato di aver sentito le grida della donna da un condotto in Piazza della Libertà. La fake news ha fatto il giro dei social. 3 arresti e 2 denunce tra la Sicilia e la Calabria per pedopornografia. La polizia postale sequestra decine di migliaia di file. Tornano ad alzarsi i toni sul futuro del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. I numeri che vengono fuori dalle relazioni e i confronti con il civico di Palermo non convincono nessuno. L'affondo dei 5 Stelle che parlano di numeri gonfiati. Giornata di pulizie al Parco della Pizzuta, nella periferia nord-ovest di Siracusa. Volontari di Legambiente in azione per raccogliere rifiuti e diffondere la cultura del rispetto dell'ambiente. Calcio, il Palermo torna a vincere e lo fa per 2-1 al Picco contro lo Spezia. Domani in Serie C il derby tra Catania e Siracusa che sarà trasmesso da Telecolor. Caturano tra i disponibili, per forte, dice Toscano, aspettiamo fino all'ultimo. Il tecnico aretuseo Turati dice siamo pronti per fare la nostra partita. Apriamo il nostro giornale con l'ennesima drammatica tragedia del mare. Sono almeno 7 i morti annegati nel canale di Sicilia, mentre 2 persone sono decedute a bordo della ONG SOS Humanity che li ha soccorsi e che è diretta adesso a Porto Empedocle. Terribili le condizioni dei sopravvissuti, tra loro ci sono anche una madre e un bimbo gravemente ustionati dalla miscela di benzina e acqua salata del gommone su cui viaggiavano. Orazio Longo. Il racconto è ancora una volta di quelli da brividi. Secondo quanto riferito dai sopravvissuti soccorsi da SOS Humanity nel canale di Sicilia, 7 persone sarebbero morte in mare annegate, mentre altre 2 sono decedute a bordo della ONG che li aveva tratti in salvo dirigendosi verso Porto Empedocle. I migranti si trovavano almeno da 4 giorni a bordo di un gommone in avaria, mentre si trovava nella zona di soccorso maltese a sud-est di Lampedusa, colpito da onde alte fino a 3 metri, senza mezzi e con provviste insufficienti. Diversi dei 34 naufraghi portati a bordo di Humanity sono arrivati in stato di incoscienza e molti di loro riuscivano a malapena a stare in piedi. Tutti erano disidratati e in ipotermia. Una madre e il suo bambino hanno riportato gravi ustioni causate dalla miscela di benzina del gommone e acqua salata e sono stati condotti assieme ad altre 3 persone dalla Guardia Costiera al poliambulatorio di Lampedusa. Il forte vento ha reso particolarmente difficili i soccorsi aerei, l'ennesima tragedia del mare che si ripropone nella ricorrenza del 12° anniversario del naufragio del 3 ottobre che provocò 368 morti a Lampedusa. È ancora ricoverata in gravi condizioni la ragazza che si è lanciata dall'auto del fidanzato al culmine di un litigio avvenuto a Piazza Armerina. Intanto la polizia ha ascoltato alcuni testimoni. Il servizio di Rita Cinardi. Appare sempre più concreta l'ipotesi che la ragazza di 19 anni di Piazza Armerina, arrivata in ospedale con una grave emorragia cerebrale, possa essersi lanciata da sola dall'auto in corsa guidata dal fidanzato al culmine di un litigio con il ragazzo. In queste ore i poliziotti stanno ascoltando alcuni testimoni che avrebbero assistito al ferimento della giovane. Uno in particolare, un autista delle ambulanze del 118, sarebbe stato il primo a soccorrere la 19enne. L'uomo si è accorto di quanto stava accadendo mentre era affacciato dalla sua abitazione del quartiere Casalotto, nella periferia del paese, e subito si è precipitato in strada. All'inizio, secondo il racconto dell'uomo, la ragazza era ancora vigile e cosciente, si lamentava del dolore e sentiva freddo. Il soccorritore le ha messo una coperta addosso in attesa che arrivasse un'ambulanza e mentre ha notato la disperazione del fidanzato, il ventenne infatti a sua volta camminava con la testa tra le mani, pentendosi di quel litigio che aveva scatenato il gesto della ragazza. Intanto le condizioni della giovane, ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, dove giunte nell'isoccorso, sono sempre gravi ma stabili. La 19enne è tenuta in coma farmacologico e la prognosi rimane tuttora riservata.
Adesso a Favara, mentre proseguono le ricerche di Marianna Bello, c'è stato un falso allarme. Una donna infatti ha chiamato il 112 sostenendo di aver sentito le sue grida da un condotto in Piazza della Libertà. Sul posto sono arrivati i soccorsi, le forze dell'ordine, ma nessuna traccia appunto di Marianna. La donna è stata denunciata per procurato allarme. Intanto la fake news ha fatto il giro dei social. Davide Sardo. Un falso allarme questa mattina ha riacceso per qualche ora le speranze di ritrovare Marianna Bello, la 38enne di Favara scomparsa dopo il nubifragio del 1° ottobre. Una telefonata al 112 di una donna che sosteneva di aver sentito le grida di Marianna provenire dal convogliatore di Piazza della Libertà a Favara ha fatto scattare immediatamente i soccorsi. Sul posto si sono precipitati vigili del fuoco, polizia, carabinieri e guardie di finanza insieme a centinaia di cittadini e familiari. I vigili del fuoco hanno ispezionato il convogliatore, ma nessuna traccia della donna. La notizia si è diffusa rapidamente sui social, generando scalpore e false speranze. La donna, autrice della chiamata, è stata individuata, ascoltata dai carabinieri e denunciata per procurato allarme. Intanto le ricerche continuano nel vallone di Contrada Chimento tra Favara e il villaggio Mosè, dove nei giorni scorsi sono stati trovati la borsa, il cellulare e altri effetti personali di Marianna. Sul posto operano vigili del fuoco, protezione civile e forze dell'ordine con cani molecolari e droni che sorvolano la zona alla ricerca di indizi. Le operazioni proseguono senza sosta, ma di Marianna purtroppo ancora nessuna traccia. Nuova operazione contro la pedopornografia online. Migliaia di file sono stati trovati nei computer di persone insospettabili. Ci sono 3 arresti in flagranza di reato. L'indagine, coordinata dalla Procura di Catania, ha coinvolto 5 province. Tonino De Mana. 3 persone sono state arrestate in flagranza di reato e 2 denunciate dalla Polizia Postale di Catania per detenzione e condivisione online di materiale pedopornografico. Durante l'operazione, coordinata dalla Procura di Catania ed eseguita tra Sicilia e Calabria, gli investigatori hanno sequestrato decine di migliaia di file illegali, in molti casi trovati in personal computer di persone insospettabili e di varie estrazioni sociali. E anche di età, infatti arriviamo fino ai 70 anni di età, varie fasce di età, varie fasce sociali, di lavori diversi, di professioni diversi, alcuni degli indagati hanno dei figli minori. Indagine scaturita grazie a dei tool investigativi molto sofisticati di cui ci avvaliamo come Polizia di Stato, che ci consentono di geolocalizzare gli utenti che scaricano, divulgano immagini o video di pornografia minorile. Quindi riusciamo, a localizzare sul territorio quali sono questi utenti. Gli approfondimenti investigativi della Polizia Postale hanno consentito alla Procura di emettere decreti di perquisizione personale di informatica nei confronti di tutti gli indagati di età compresa tra i 30 e i 70 anni e residenti nelle province di Siracusa, Ragusa, Messina, Caltanissetta e Reggio Calabria. A Vittoria, ennesimo episodio di violenza contro il personale sanitario, aggrediti con brutalità da un paziente, l'addetto alla sicurezza, un medico e un infermiere. Veronica Barbarino. Nuovo episodio di violenza contro il personale sanitario. Questa volta accade al pronto soccorso di Vittoria, dove un uomo in attesa di visita, dopo essersi toccato i genitali in modo plateale, è stato fermato da una guardia giurata. Alla richiesta di interrompere il comportamento, il paziente ha reagito aggredendo prima l'addetto alla sicurezza e poi un medico e un infermiere. Quest'ultimo ha riportato la frattura di un polso. L'aggressore è stato poi fermato dalla polizia presente nel presidio ospedaliero e condotto in commissariato. Un fenomeno in aumento, quello della furia contro i professionisti della salute, che porta a chiedere più rispetto per non compromettere la qualità dell'assistenza ai cittadini. Aggressioni non giustificate, in quanto il proprio lavoro è quello appunto di aiutare le persone. Riteniamo che è importante invitare la società e tutti gli organi provinciali per discutere e cercare delle soluzioni a questi eventi. Sull'accaduto via social interviene anche il senatore vittoriese di Forza Italia Salvo Sallemi, ricordando che il governo ha inasprito le pene per chi aggredisce il personale sanitario, pagando un prezzo altissimo.
Tornano ad alzarsi i toni sul futuro del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, soprattutto perché i numeri che vengono fuori dalle relazioni e i confronti con il civico di Palermo non convincono nessuno. L'affondo dei 5 Stelle oggi ha il punto 5 Stelle che parlano di numeri gonfiati. Sentiamo Francesco Triolo. A denunciare per prima è stata la CISL di Messina. Qualcosa nei numeri della rete sanitaria tra il CCPM di Taormina e la cardiochirurgia pediatrica del civico di Palermo non torna. Come non torna la definizione di Taormina come Spock di Palermo. Il gioco delle 3 carte, ha detto qualcuno. CGIL e UIL hanno reiterato l'allarme, così come il Movimento 5 Stelle. Su Palermo sarebbero stati dichiarati numeri e valori gonfiati o comunque fuorvianti che attribuiscono un peso medio alle procedure chirurgiche eseguite, 5,5 per il 2004 e 6,5 per il 2005, ben più alto di quello reale se riferiti alla disciplina della cardiochirurgia pediatrica. Il civico non supera valori di 2,2-2,3, mentre Taormina viaggia stabilmente sopra 3,61. I numeri sembrerebbe che siano stati aumentati inserendo non solo gli interventi chirurgici della cardiochirurgia, ma anche i ricoveri e le eventuali visite che sono state inserite. Su questo i colleghi De Luca e Gilistro daranno con certezza e contezza i numeri reali. Il rischio concreto è quello che il Bambin Gesù di Roma decida di rinunciare alla sua presenza, lasciando di fatto il San Vincenzo e portando con sé medici e sanitari che hanno fatto diventare il reparto di Taormina un'eccellenza riconosciuta a livello internazionale. E restiamo a parlare di politica siciliana perché spaccatura nell'esecutivo Schifani. Ieri gli assessori di Fratelli d'Italia hanno abbandonato la giunta per protesta contro la conferma di Salvatore Iacolino come dirigente generale della sanità. Adesso c'è il rischio invece che le tensioni esplodano in aula in occasione della finanziaria. Manlio Viola. Arriva in aula da oggi la finanziaria quoter, una manovra da 240 milioni di euro che dovrà essere affrontata a Sala d'Ercole dalla prossima settimana. Ma il clima in cui la maggioranza dovrà discutere non è dei migliori. A renderlo teso le scelte fatte ieri dalla Giunta regionale di governo, che ha nominato Alberto Firenze manager dell'ASP 6 di Palermo e confermato Salvatore Iacolino dirigente generale della pianificazione strategica in sanità. 2 uomini che hanno come riferimento Forza Italia, ma scelte che hanno causato tensione fra gli azzurri di Schifani e il principale alleato Fratelli d'Italia. Gli uomini e le donne della Meloni in Sicilia avrebbero voluto il ritorno alla direzione della sanità di Mario La Rocca, attuale dirigente generale dei beni culturali, escluso dalla rosa dei nomi papabili perché ritenuto in conflitto di interessi. Un conflitto però che secondo lo stesso La Rocca sarebbe soltanto una scusa, visto che già una inchiesta della magistratura in questo senso è stata archiviata perché non sussiste alcuna incompatibilità. Fatto sta che gli assessori di Fratelli d'Italia ieri hanno consegnato una lettera di Mario La Rocca, poi hanno abbandonato l'aula della riunione di giunta. Per Schifani non c'è una spaccatura e la scelta fatta è esclusivamente tecnica, non politica, come è stato fatto in diverse altre occasioni, e dunque non era necessario alcun confronto politico né alcun vertice di maggioranza. Ma andando in aula a votare da martedì c'è il rischio concreto che queste tensioni rallentino tutto l'iter o peggio portino alla bocciatura di pezzi importanti della manovra, come è avvenuto a inizio agosto. A Bruxelles invece approda la crisi profonda della pesca siciliana. Al centro del confronto il futuro del settore appunto nell'isola. Tra le richieste il rinnovo della flotta, la riforma della politica comune della pesca tenendo conto delle specificità dei nostri mari e poi una programmazione sostenibile e senza tagli. Laura Spanò. Da Bruxelles arriva una boccata d'ossigeno per il settore della pesca siciliana attualmente in grave crisi. Nel nuovo bilancio ci saranno 2 miliardi in più per le priorità di pesca e acquacoltura al di fuori della dotazione organica. Si tratta di quel segnale di apertura da parte dell'UE tanto auspicato dai rappresentanti della pesca siciliana. Chiediamo una governance di questa parte del Mediterraneo che è il canale di Sicilia, in cui la UE faccia sentire la sua voce imponente insieme con i paesi transfrontalieri. Chiediamo investimenti per la flotta. Oggi noi pescatori siamo qui a rappresentarci appunto per creare un equilibrio che ci possa permettere di rispettare le regole, che è quello che vogliamo fare, anche perché noi di base siamo dei
vogliamo curare il nostro mare perché è da lì che arrivano le nostre risorse, nel rispetto delle regole. Di vicinanza alla Sicilia e ai pescatori siciliani ha parlato il commissario Cadis, sottolineando l'impegno dell'Unione Europea a cercare soluzioni sostenibili per il futuro e la resilienza della pesca siciliana. E adesso a Catania, dove si continua a dormire sotto gli archi della Marina. Il degrado regna sovrano, tutto questo sotto lo sguardo attonito dei turisti. Vediamo. C'era detto che una volta dicevano andiamo a cuccare sotto l'archi della Marina, possono venire a coricarsi. 2 materassi, uno con la scritta Esercito Italiano ed un divanetto. Non è una zona comfort, ma lo scempio che si consuma sotto gli archi della Marina e sotto gli occhi dei croceristi che sbarcano a Catania. Il primo impatto non è certo dei migliori. Da dove vieni? Dalla Svizzera. Cosa hai visto per primo a Catania? Le materassi lì. Ma in Svizzera ci sono i materassi in giro per le strade? No, non ci sono. Lei è appena arrivato a Catania e la prima cosa che ha visto cos'è stato? La sporcizia per strada. Lei da dove viene? Da Firenze. E lì invece com'è la situazione? Come qui. Tutto il mondo è paese? Purtroppo sì, nel bene e nel male. Sotto gli archi, che ogni tanto perdono pezzi, si fa largo anche la vegetazione spontanea e il verde incolto non è certo un bel vedere, specie se poi viene immortalato e magari postato sui social. Quando viene un turista fa delle foto e quando vede questi tumuli di spazzatura li sottolinea con queste fotografie e non è un bel biglietto di visita per Catania. Che immagine si fa il turista che viene a Catania? Di una città sporca, questo si fa, con questi tumuli di spazzatura si fa l'immagine di una città sporca. E secondo lei tornerà? Secondo me no. Completano il quadro gli attraversamenti pedonali sbiaditi, strade e marciapiedi disastrati e gli immancabili rifiuti. La cartolina finale che vi mostriamo arriva da via Porta di Ferro, all'altezza del civico 61. Non la spediamo a nessuno, la teniamo per noi senza affrancarla, ma con una semplice scritta. Saluti da Catania. E a proposito di rifiuti e degrado, andiamo invece sull'Etna, sui ticket per i crateri silvestri. Smorza le polemiche l'imprenditore Francesco Russo Morosoli, titolare della funivia dell'Etna, che dice purtroppo gli innumerevoli episodi di abbandono dei rifiuti, la nascita incontrollata di microdiscariche, lo spostamento ingenuo di rocce per disegnare scritte e cuori, si legge in una nota, ci hanno costretto a predisporre da giovedì 2 ottobre l'accesso regolamentato. Non comprendiamo le affermazioni lette sui social relative alla mancata informazione né la sorpresa legata alla richiesta di un contributo economico. Peraltro per tutti i residenti in Sicilia l'accesso è invece gratuito, conclude la nota appunto di Russo Morosoli. E intanto c'è chi vuole diffondere la cultura del rispetto dell'ambiente. Andiamo a Siracusa per vedere i volontari di Lega Ambiente in azione. Una giornata dove al centro si mette la cura dell'ambiente. Siamo nel parco intitolato al beato francese Ozanam, alla Pizzuta, nella periferia nord-ovest di Siracusa. Eccoli i volontari all'opera. Oggi siamo qui in questa manifestazione pacifica insieme alle famiglie, ai ragazzi, ai bambini e alle bambine per dire che ogni gesto conta. Oggi giornata importante per noi del nautico, per noi l'ambiente è molto importante, soprattutto anche per le acque marine che ad oggi sono molto inquinate, così come è inquinata la nostra città. Tra di loro ci sono anche alcuni ragazzini speciali. Bisogna tenere l'ambiente pulito e la natura pulita, bisogna dare buon esempio a tutti quelli che non lo fanno. Una giornata di pulizia organizzata da Lega Ambiente, sì, per pulire il parco, ma soprattutto per ribadire l'importanza del rispetto della natura. È importante dare l'esempio e tenere questi luoghi puliti è segno di civiltà ed è segno di cura della natura del territorio. Di cura del creato ne parlava spesso Papa Francesco, che ha pubblicato l'enciclica Laudato Si, adesso anche Papa Leone. E il 4 ottobre è proprio la giornata del Santo di Assisi, patrono d'Italia. Francesco che parlava agli animali, amando tutto ciò che è natura. Un amore che oggi forse non è più così tanto diffuso, e a dimostrarlo sono i fatti.
Facciamo una pausa, ritorniamo tra poco con la nostra pagina dedicata al calcio, vetta solitaria per il Palermo che nell'anticipo di oggi ha vinto contro lo Spezia 2-1. Vi aspetto. Bentrovati, seconda parte del nostro giornale, adesso lo sport, il calcio, il Palermo torna a vincere, lo fa per 2-1 al picco contro lo Spezia, 3 punti che regalano per una notte la vetta solitaria nella classifica di Serie B ai rosanero. Palermo in vantaggio nel finale del primo tempo con Poyampalo, poi nel secondo tempo arriva il raddoppio di Pierozzi, soltanto nel finale di match arriva il gol dello Spezia su autogol di Giovane, nel recupero non succede più nulla, il Palermo vince e conquista 3 punti decisamente pesanti. E adesso la Serie C, domani il derby tra Catania e Siracusa che sarà trasmesso, ricordiamo, in diretta da Telecolor. Caturano è tra i convocati, per forte, dice Toscano, aspettiamo fino all'ultimo. Marco Carli. Catania-Siracusa parte dal passato, quello recente delle prestazioni non all'altezza per i rossazzurri, a Cirignolo o col Sorrento, o quello di Trapani dove invece si è visto un bel Catania. 3 pareggi diversi che, dice il tecnico, devono servire. Io devo sostenere i miei ragazzi dicendo di avere fiducia perché li vedo allenare. Io quando sono venuto un giorno a Catania a firmare l'anno scorso ho visto una scritta in sede sopra. Se un sogno ha tanti ostacoli, significa che è quello giusto e ne sono ancora più convinto. Fiducia dunque è il tema secondo l'allenatore contro un Siracusa che gioca a viso aperto. Caturano, e già lo si sapeva, ci sarà. Su Forte Toscano spiega. Forte è una situazione al limite, oggi ha forzato, vuole essere della partita. Poi vedremo domani il da fare. Lunette la scelta rimasta davanti, con Caturano pronto per dare il suo contributo. Quaini potrebbe dare un turno di riposo a Corbari, mentre fra i trequartisti insieme a Cicirelli potrebbe esserci Jimenez. A parte Forte, che verrà verificato fino all'ultimo, sono rimasti in 3 gli indisponibili in casa rossa-azzurra: Rolfini in fase di recupero dopo la lesione miotendinea, Aloi che ha superato l'infortunio muscolare e sosterrà nei primi giorni della prossima settimana i primi test in gruppo, e Martic alle prese con una lesione tendinea del muscolo adduttore della gamba sinistra, il giocatore per cui servirà più tempo. Catania-Siracusa sarà trasmessa in chiaro da Telecolor a partire dalle 13.30 con ampio pre-gara, poi la telecronaca del match con le interviste in anteprima al fischio finale, ma anche nell'intervallo della partita. Sentiamo anche le parole dell'allenatore del Siracusa, Marco Turati, alla vigilia appunto del derby di domani. Penso che la preparazione a questa gara sia stata importante sia dal punto di vista tecnico-tattico e anche e soprattutto, come dicevi bene tu, dal punto di vista mentale. Noi ci siamo chiaramente preparati per propugnare ogni battaglia ci venga proposta davanti. Sappiamo che il nostro atteggiamento deve essere quello sicuramente battagliero. Penso che nelle ultime settimane, ma forse già dall'inizio, si è visto che il nostro atteggiamento era chiaramente votato a non far giocare l'avversario come è nelle caratteristiche di queste squadre che sono state costruite per vincere, e quindi ci siamo sicuramente preparati e andiamo là per fare la nostra partita. Una breve pausa, tra poco gli ultimi aggiornamenti. C'è una notizia che arriva da Siracusa, dove si è distaccato l'intonaco dal soffitto dell'androne principale dell'istituto alberghiero Federico II. Ad accorgersene ieri sono stati i collaboratori scolastici, quando al mattino hanno aperto la scuola, che comunque è rimasta quasi deserta per l'adesione degli studenti alla manifestazione pro-Palestina. Ci fermiamo con questa notizia, grazie per averci seguito, un buon proseguimento di serata.